Casa Galax, non so che puntata è, non mi interessa, siamo sempre qui, siamo sempre a casa, la preghiera, più stiamo a casa, prima ne usciamo. Questo ci dicono i grandi esperti e noi ci crediamo. Poi vedremo cosa succederà. Comunque, in una giornata fredda, uggiosa, qui a Magnano Riviera Bilerio, Casa Galax, Berto, eccolo lì, cane esperto. Allora, ieri abbiamo fatto una sui militari, proseguiamo una per dare una mano anche a questi nostri amici militari. Che c'è? Sai, c'era una volta l'ospedale militare, c'era anche Udine, l'ospedale militare, praticamente c'era, sai, che una volta all'ospedale militare andavano quelli per imboscarsi, no? Allora arriva il capitano e ha detto, vediamo quanti sono qua che sono veramente malati. Allora chiama il primo, tu, da dove vieni? Sono di Palermo, vengo dalla Sicilia, provincia di Palermo. E come mai sei qua? Perché ho problemi alle emorroidi. Ah, e che cura ti fanno? Mi fanno, signor capitano, pennellate di odio la mattina e pennellate di odio la sera. Come ti trovi? Molto bene, signor capitano. Bravo. Tu, vieni qua, dove vieni? Io provincia di Salerno, sto buono, anche io ho problemi emorroidi, a mattina pennellate di odio a mattina e a sera con gli odi a pennellate mi trovo buono, signor capitano. Ecco. Tu dove vieni? Sono di Genova, Belin. E che problemi ha? Che problemi emorroidi? E che cura ti fanno? Pennellate di odio la mattina e pennellate di odio la sera, signor capitano. E come ti trovi? Molto bene. Tu dove vieni? Treviso? Che problemi hai? Problemi di tonsille? E che cura ti fanno? Pennellate di odio la mattina e pennellate di odio la sera, signor capitano. E come ti trovi? Bene? Bene, signor capitano, però vorrei che ogni tanto cambiassero il pennello. Signori, Casa Galax, questa così brevetta, veloce, che poi c'era anche, sai, per esempio ero stato, quando si poteva uscire, un giorno ero nel bar, c'era una coppia, sai, uno di fronte all'altro, a un certo punto questo qua, il maschio che era di fronte a questa bella donna, sai, beve, appena finito di bere, scivola, sai, cade, va giù, va quasi sotto, io vado, signorina, guardi che, non so, gli è venuto male, scivola, suo marito sta scivolando, no, mio marito è quello appena entrato. Chi la capisce? La capisce. Se piace, piace, se non piace, piacenza. Signori, Casa Galas, ciao. Stiamo a casa, teniamo duro, una roba vergognosissima. Il Galas sempre con voi. Ciao.